Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Andremo nelle colline dell'UNESCO, dove un nuovo polo logistico per ospitare i camion servirà per togliere traffico appunto da queste meravigliose colline. Parleremo anche del rinascimento della grappa con un mastro distillatore e poi spazio alla vendemmia sociale. Ma volevamo cominciare con la sostenibilità contenuta in un progetto di Coldiretti che affronta un dialogo costruttivo con la società civile. Prosegue il progetto Innosos, avanzato da Coldiretti Treviso e finanziato dalla misura 16 del PSR Veneto, Innovazione sociale per lo sviluppo sostenibile della viticoltura nell'Alta Marca. Questo è il titolo completo dell'iniziativa che attraverso analisi, studi e ricerche indaga il sentiment tra produttori, società e fruitori del territorio. Il progetto è stato finanziato circa 4 anni fa e adesso stiamo arrivando ormai alle sue conclusioni, per trovare delle soluzioni di mediazione tra chi non ha benefici immediati e diretti, e parlo di chi ci vive, e chi ha attività di produzione che sicuramente ha dei benefici. Trovare un punto che unisca e assieme procedere per lo sviluppo di questo territorio. La viticoltura è un'attività economica, deve rimanere su questo territorio perché è parte integrante del territorio e quindi dall'altro riuscire a trovare delle soluzioni che consentano il giusto vivere tra chi produce e chi poi tra l'altro i prodotti della viticoltura li beve e quindi ne giova e sono anche poi i cittadini che questo territorio lo vivono e lo rendono vivo. I risultati delle indagini saranno utilizzati per nuove linee di gestione del territorio che avanzino uno sviluppo corale. Le conclusioni sono appunto capire quale sia lo stato d'animo del territorio e cosa possiamo fare noi come produttori per cercare di migliorare questo aspetto e cercare di essere più inclusivi e farsi anche accettare, diciamo, con un sorriso piuttosto che con una critica. Per gli operatori del settore una sinergia indispensabile, già per alcuni aspetti molto presente e radicata nel territorio. I benefici sono le ricadute turistiche che noi potremo avere sul territorio. La convivenza non è possibile, la convivenza è necessaria, ma non è nemmeno una domanda a farsi, perché la convivenza c'è già, in quanto il turista viene nelle nostre zone perché il motore enogastronomico è uno dei motori principali per portare il turista in tutta l'area collinare della Pedemontana trevigiana.